76esimo anniversario dello Statuto siciliano, festa a Palazzo d'Orleans, Calata Fimise e Gesta nel 1860, la battaglia che portò all'unità d'Italia. L'ex caserma della Guardia di Finanza è a rischio crollo, Mare Amico chiede al Comune di Agrigento di acquisirla ed adibirla a museo etno-antropologico e centro di educazione ambientale. Manifestazione del PDR al Monte, partecipa anche il ministro Guerini. Consiglieri afferma che la mafia non esiste, chiese le sue dimissioni. In arrivo fondi per il centro storico di Agrigento per interventi di manutenzione e decoro urbano. Calcio, l'Acragas stacca il pass per le semifinali di playoff per la promozione in D. Basket B1 playoff, la Fortitudo supera Imola in gara 1. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. A Palermo è stata celebrata nei giardini di Palazzo d'Orleans, sede della Presidenza della Regione, la festa dell'autonomia regionale in occasione del 76esimo anniversario dello Statuto siciliano, in cui sono stati riconosciuti alla Sicilia i principi di autonomia. Lo Statuto speciale, che è antecedente alla Costituzione della Repubblica, che lo ha recepito con una legge, rappresenta la carta fondamentale della regione. Vediamo. Io sono convinto che la partita la possiamo vincere. La possiamo vincere per i nostri figli e per i nostri nipoti. Il governo della regione ha dovuto affrontare sin dall'inizio una complessa opera di riorganizzazione della macchina burocratica e di programmazione delle indispensabili risorse extraregionali per dare nuova linfa alla depressa economia isolana. Un primo importante risultato lo abbiamo raggiunto, rispettando l'obiettivo dei fondi europei, di quelli spesi e certificati in questi 4 anni. Oltre 3 miliardi di euro, un traguardo che ha sorpreso persino i diffidenti e rigorosi funzionari di Bruxelles. Oggi lavoriamo per rilanciare una immagine forte della nostra autonomia, che a Roma non chiede più spiccioli o privilegi, ma che vuole vedersi riconosciuti i propri diritti e si impegna ad osservare i propri doveri. Le risposte ai bisogni dei siciliani vanno trovate nella opportunità da offrire alle nuove generazioni, alle imprese, alle categorie produttive. Penso al Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, penso alla nuova programmazione comunitaria del 2021-27, alla quale abbiamo già lavorato. Dovranno eliminare i principali fattori di ritardo della nostra economia. Abbiamo ottenuto un grande risultato. Abbiamo dimostrato al Parlamento nazionale che l'essere isola a noi costa caro sul piano economico, 6 miliardi e mezzo l'anno. Un costo insostenibile. Sono costi da abbattere con urgenti interventi che speriamo di poter ottenere sui trasporti, con il sostegno alla continuità territoriale, alla fiscalità di sviluppo per le imprese. Sarà l'ammodernamento delle infrastrutture ad assumere rilevanza strategica per la nostra ripresa economica e sociale, e non solo per la nostra, ma di tutto il Sud Italia. E il collegamento stabile sullo Stretto di Messina, voglio sottolinearlo e ribadirlo, non è un capriccio dei calabresi o dei siciliani. Assumerà un ruolo essenziale per garantire finalmente anche alla nostra gente l'alta velocità ferroviaria, il completamento del corridoio scandinavo-mediterraneo e la possibilità di avere porti sufficientemente attrezzati per attrarre l'approdo delle navi mercantili che sempre più numerose arrivano dal canale di Suez e che sempre meno numerose approdano sulle coste siciliane. Oggi la Sicilia non è più un problema, è diventata una risorsa, non solo per i siciliani. Cresce l'export dell'11,5%, cresce il nostro agroalimentare, il primo in Italia e all'estero,
cresce del 16,5%. La ricerca della indipendenza energetica non coglie la Sicilia in un ruolo passivo, ma assume la nostra isola un ruolo strategico. Eni, Terna, Enel, solo per fare alcuni nomi, investiranno oltre 3 miliardi di euro nei prossimi mesi nella nostra isola, senza mai dimenticare che anche il paesaggio, anche l'ambiente sono beni culturali che vanno preservati e non vanno sacrificati sotto il profilo del profitto, soprattutto per grandi e potenti multinazionali. Della cultura e del connesso turismo abbiamo fatto il motore di crescita a emissione zero della nostra economia. Abbiamo riqualificato il sistema museale, abbiamo speso oltre 25 milioni di euro. Abbiamo istituito 10 nuovi parchi archeologici. Il nostro compito dunque è stato quello di rilanciare l'autonomia sì, ma l'autonomia della responsabilità e non quella dei privilegi, per essere parte attiva di un processo riformatore atteso da anni e diventato ormai ineludibile. Calatafimi Segesta ricorda la storica battaglia che portò all'Unità d'Italia il 15 maggio 1860. Vediamo. Io parto da un assunto, al netto del rendere omaggio ai caduti, questo innanzitutto, tanto ai garibaldini quanto agli abitanti delle varie contrade, dei vari comuni del comprensorio, compresi quelli dell'Agricino, del Trapanese, del Belice, che armati di semplici falci e forconi al tempo si unirono. La guerra crea comunque distruzione. La storia deve aiutarci da questo punto di vista a far crescere questa consapevolezza. Non è possibile ovviamente tollerare l'oppressore. Noi ci ritroviamo uniti come comunità, come esseri umani, solo nei momenti drammatici. Della guerra pandemica. Tifavamo tutti per la salvezza e la tutela della vita delle persone. Finita la guerra pandemica, l'invasione russa in Ucraina, così come nelle altre guerre del mondo, però dicono che purtroppo, ahimè, il male, il virus del potere e della distruzione asservita spesso e volentieri a interessi di oligarchie è ancora presente. Allora, oggi rendiamo omaggio a quanti sono caduti per fare l'unità d'Italia, per restituirci libertà e liberare le nostre terre dall'oppressore. Contestualmente però dobbiamo mandare un messaggio di pace. Ogni anno ridiscutere di quello che è stato un processo unitario che, al di là delle sfumature, ha rappresentato non soltanto una necessità storica europea, ma è stato un primo passo verso l'unione dei popoli che erano stati divisi da interessi superiori. Credo che sia una storia importantissima e, al di là spesso, ripeto, di quello che è un revisionismo da bar o da social, bisogna attenersi ai fatti, agli atti, per ricostruire la storia e anche le responsabilità politiche, se ci sono state, di
quello che poi non si è riuscito a realizzare, però è importante capire davvero e ritornare a dare un valore all'unità, specie in questo momento in cui si vede che l'unità di un popolo può dare anche la forza per reagire a chi ragiona in termini di violenza e di oppressione. Ricordare l'inizio del risorgimento italiano su questo luogo, un luogo della memoria, un luogo dove vengono conservate le spoglie di entrambi i combattenti di quella battaglia, forse l'unico, uno dei pochissimi in Europa. In questo abbraccio che oggi come tema è anche un tema di un risorgimento riconciliato. Abbiamo bisogno di questa riconciliazione e di pace. Con piacere oggi vedo una grandissima partecipazione sia da parte delle autorità militari, civili e un po' tutta la cittadinanza, sia delle città vicine ma anche di città lontane. Sono ormai anni che Mare Amico segnala il rischio di crollo che può riguardare l'ex caserma della Guardia di Finanza di Punta Bianca. Ora il Demanio, proprietario dell'edificio, avverte che c'è un imminente pericolo e chiede al comune di Agrigento di impedire l'accesso nell'area mediante efficaci sistemi di interdizione per avvertire la collettività del pericolo e di mettere in sicurezza l'ex caserma. Così, in una nota, l'associazione ambientalista Mare Amico che prosegue: a parere nostro il comune invece dovrebbe immediatamente acquisire questo importante immobile storico che rappresenta il punto di riferimento dell'istituenda riserva naturale di Punta Bianca, quindi effettuare lavori di restauro conservativo dell'ex caserma al fine di adibirla a museo etno-antropologico e centro di educazione ambientale. I costi dell'intervento potranno essere reperiti tra i fondi previsti per gli edifici storici programmati dall'istituzione europea, nazionale e regionale nei programmi di recupero e valorizzazione del territorio, conclude Mare Amico. 1,5 milioni di euro destinati al centro storico di Agrigento saranno spesi per interventi di manutenzione e decoro urbano. Lello Casesa. 1,5 milioni di euro per Agrigento, risultato importante per il centro storico della città grazie ad un emendamento presentato durante la finanziaria approvata qualche giorno addietro. Il contributo si aggiunge ai 2 milioni di euro destinati dall'assessore regionale agli enti locali Zambuto per la riqualificazione di alcune aree del centro storico agrigentino. A scriverlo in una nota i deputati Riccardo Galla e Margherita Larrocca Ruvolo, che sottolineano l'impegno del gruppo azzurro verso la città di Agrigento ed il suo centro storico. Rappresentano ulteriormente la testimonianza che Forza Italia e il governo regionale hanno verso la città dei templi. Passo successivo dovrà essere la redazione e la scelta dei progetti a disposizione, individuando eventualmente le priorità di intervento rispetto ad altre urgenti problematiche. Una scelta forte verso l'amministrazione civica di Agrigento con il partito di Forza Italia, che d'opposizione ha un ruolo critico, costruttivo e di stimolo nell'interesse della città e dei cittadini. Lo scrivono sempre in una nota i consiglieri Civiltà, Cantone e Gramaglia. Buone notizie per il comune di Cammarata, il gruppo e la Lega e l'assessore Vincenzo Russotto dello stesso comune di Cammarata, il consigliere comunale Giuseppe Bellino, esprimono piena soddisfazione per l'ottenimento del finanziamento di 61.000 euro da parte della regione siciliana e portata avanti in piena sinergia con i propri referenti politici. Un ringraziamento particolare va rivolto all'onorevole Pullara per la sua sensibilità mostrata alla segnalazione ricevuta, affermano gli amministratori, e l'impegno profuso presentando immediatamente un emendamento sulla finanziaria regionale ottenendo il risultato sperato. Le somme saranno esclusivamente destinate alla manutenzione e alla messa in sicurezza della strada comunale chiamata Bocca di Capra, considerando che negli ultimi anni le amministrazioni che si sono via via succedute hanno fatto fronte alle esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade rurali esclusivamente con fondi comunali.
Questo finanziamento rappresenta pertanto un duplice risultato raggiunto in quanto libera le risorse comunali da interventi costanti su una delle contrade maggiormente colpite da eventi meteorologici che ne pregiudicano la fruibilità. L'obiettivo quindi è la speranza che nel corso di questa legislatura si possano dare altre risposte similari con interventi che andranno a migliorare sensibilmente la viabilità del comune di Cammarata, in particolare quella rurale. Ieri, domenica 15 maggio, il PD ha organizzato una manifestazione al Madison di Realmonte, presente in videoconferenza anche il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Il nostro direttore Arturo Cantella. Michele Catanzaro, parlamentare regionale del PD, ecco un momento importante oggi che il PD ha ritenuto di celebrare qui a Realmonte sulle ragioni, insomma un gioco di parole con quale obiettivo sostanzialmente, che vedrà anche la presenza del ministro Guerini ma di tanta gente di livello del PD. Sì, una bella giornata di festa perché appunto il titolo è una buona regione. Noi vorremmo oggi raccontare quello che il gruppo parlamentare del Partito Democratico in questi anni come gruppo di opposizione all'Assemblea regionale ha svolto un ruolo proprio per cercare di dare un contributo al miglioramento di questo nostro territorio, e soprattutto vorremmo anche raccontare quello che è il presente ma soprattutto il futuro di questo partito che vuole fare. È chiaro che oggi vorremmo anche che ci venisse dal territorio qualcosa che per noi è fondamentale ed importante per poter essere interlocutori e cassa di risonanza all'interno del Parlamento regionale. Ecco, questa è la giornata, come ha detto lei avremo la presenza del ministro Guerini, ma non soltanto, perché oggi c'è il senatore Alessandro Alfieri, ma anche la capogruppo al Senato Simona Malpezzi, in più i nostri deputati regionali, nazionali, quindi è un giorno, lo definisco io, un giorno di festa, è un giorno importante per il nostro territorio siciliano, ma dico io per la nostra provincia di Agrigento. Ecco, si costruisce, si pensa e si progetta, come avete scritto voi nel vostro slogan di invito oggi qui a Realmonte, anche in vista del prossimo appuntamento elettorale. Ecco, quale sarà il ruolo in questo senso? Sì, noi innanzitutto partiamo dalla condivisione e quando si parla di condivisione significa che bisogna ascoltare proprio per costruire, progettare, e allora questo deve essere la nuova svolta, cioè ascoltare dal basso i territori per poi poter essere noi interlocutori di questi feedback che ci arrivano. Ecco, noi abbiamo voluto promuovere questo evento partendo dalla provincia di Agrigento e spero che questo evento possa diventare un evento su tutte le province come gruppo parlamentare che lo stiamo sponsorizzando. Ecco, l'ultima domanda sulla finanziaria, tutti contro, ma alla fine ogni parlamentare ha portato a casa qualche cosa, qualche piccolo regalo. Ecco, non crede che ci sia una dissonia tra questo? Ma guardi, questo secondo me è un qualcosa che dovrebbe chiedere al governo regionale, alla maggioranza. Noi abbiamo fatto il nostro ruolo come gruppo di opposizione, abbiamo detto che ci sono delle mancanze enormi in questa finanziaria, poi è chiaro che abbiamo cercato anche di essere presenti sui territori per dare attraverso il nostro lavoro, come io ho dato il mio contributo anche a questa città, forse è il caso proprio la città di Realmonte, dando il mio contributo proprio per cercare di completare quelle che sono delle opere incompiute che molti sindaci si ritrovano a dover affrontare le emergenze. Ecco, secondo me c'è un grande problema del governo regionale che non riesce ad affrontare i problemi reali che sono partiti dalla loro campagna elettorale ma che di fatto non sono mai stati affrontati, soltanto sfiorati, ma poi non c'è stata la volontà politica, come ad esempio i consorzi di bonifica, i forestali, quindi dico, sono tutti temi che sono stati lanciati in campagna elettorale ma inevasi. Ecco. Allora, Alessandro Alfieri, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Esteri al Senato. Oggi un momento di riflessione, di impegno, di progettualità del PD qui ad Agrigento in provincia. Ecco, con quali obiettivi, quali scopi pensa di raggiungere il PD anche a livello nazionale, ma partendo anche dalla Sicilia, considerando che tra qualche mese si andrà al voto? Diciamo chiaramente, Musumeci ha fallito, non è in grado di costruire
un progetto per la Sicilia del futuro, non vanno d'accordo all'interno del centrodestra, non lo vogliono i partiti del centrodestra, noi dobbiamo costruire un'alternativa che parta dal Partito Democratico. Oggi qui sono presenti parlamentari, consiglieri regionali, amministratori locali proprio per pensare come valorizzare i tantissimi soldi che il Partito Democratico con il progetto del PNRR è riuscito a portare in Italia. Ecco, vorremmo che fossero spesi in Sicilia, il 40% è dedicato al sud, per infrastrutture, transizione ecologica, per progetti di rigenerazione urbana, di attrattività turistica, perché sono posti meravigliosi, anche qui dove siamo ci affacciamo, abbiamo la Scala dei Turchi. Ecco, vorremmo che ci fossero strutture all'altezza, servizi all'altezza, i soldi ci sono, c'è la capacità di spenderli bene. Ecco, Musumeci ha dimostrato di non saperli spendere. Noi vogliamo costruire a questo punto un'alternativa con i nostri amministratori locali. Ecco, il ruolo di base riformista qual è all'interno anche del PD, considerando che avete la vostra espressione nel ministro anche Guerini? Noi lavoriamo per mettere insieme tutti coloro che hanno cultura di governo, che hanno voglia di misurarsi con le sfide. A noi non interessano gli slogan populisti per magari prendere qualche voto in più ma che poi non rimane niente. Noi vogliamo costruire progetti concreti all'interno del PD, che è un partito plurale, vogliamo dare il nostro contributo e lo facciamo unendo, mettendo insieme persone, amministratori locali che si scambiano pratiche positive. Però vogliamo parlare ai cittadini, in questo momento sono spaventati, preoccupati dall'aumento delle bollette. La nostra battaglia come PD, dei 200 euro in più che adesso a luglio arriveranno nelle tasche dei cittadini anche siciliani, è dovuta a una battaglia del Partito Democratico per pagare le bollette, l'aumento dei rincari. Quindi le piccole questioni quotidiane ma anche i grandi progetti per le infrastrutture, per l'attrattività turistica, per la rigenerazione urbana, che qua al sud sono decisivi per fare un salto di qualità. Simone Di Paola, segretario provinciale del PD, base riformista, oggi si riunisce qui ad Agrigento al Madison con una progettualità, pensa, progetta, costruisci, un obiettivo sicuramente molto ambizioso. Si riunisce, mi permetto di dire, tutto il Partito Democratico su iniziativa di un'area culturale importante qual è quella di base riformista, ma abbiamo chiamato a raccolta tutto il partito, saranno presenti le massime rappresentanze politiche ed istituzionali del nostro partito, regionali e nazionali, per lanciare alcuni grandi messaggi, che il nostro partito recupera la dimensione che gli è propria, quella di una grande forza propulsiva capace di elaborare progettualità, capace di elaborare visione politica e di offrirla al territorio. Organizziamo ad Agrigento anche per dare un segnale a questo territorio. Il nostro partito non è più periferia della geografia politica della nostra provincia, ma torna ad essere centrale nel gioco politico del nostro territorio. Lo comprova il lavoro che stiamo facendo capillare comune per recuperare un partito che dovunque torni ad essere protagonista della vicenda politica, e la presenza, l'attenzione di tante istituzioni oggi lo dimostra e comprova il buon lavoro che stiamo facendo, anche grazie al nostro parlamentare che davvero si sta dimostrando una forza della natura, una spanna in più rispetto a tanti altri parlamentari di questo territorio. Ecco, fra poco più di un mese si voterà alle amministrative, voi presenterete liste, spesso il PD non presenta liste col proprio simbolo ma sotto l'egida di liste civiche, è una sorta di, non lo so come dire, come mai? No, invece le devo dire che questa volta è già dalla scorsa tornata elettorale, come dimostra la vicenda di Favara, il partito si sta presentando con l'orgoglio della propria identità. In tutti i comuni dove andremo al voto con il proporzionale, ma anche con il maggioritario, penso a Campobello di Licata, noi ci presentiamo con il nostro simbolo, perché non abbiamo niente di cui vergognarci, siamo una grande forza politica, la prima forza politica del territorio nazionale, e quindi ci candidiamo con il nostro simbolo, con la nostra bandiera, con i nostri valori, senza nasconderci, perché siamo anzi orgogliosi della nostra identità. Ecco, lo stato di salute qual è attualmente? C'è stata anche qualche polemica con Giovanna Iacono che dice che non l'avete invitata ma l'avete inserita nel programma ugualmente. Guardi, lasciamo perdere le polemiche, oggi non è giornata di polemica, è giornata di festa, di riflessione, di discussione. Il partito sta provando a rialzarsi, a recuperare con il contributo di tutti, di tutte le rappresentanze di questo partito, sta provando a recuperare condizioni di unità. Qui o ci mettiamo in testa che uniti si possono raggiungere grandi risultati oppure siamo destinati a scomparire, e siccome io sono convinto che
che questa consapevolezza alberga nel cuore di tutti, sono convinto che la stagione che si è aperta con il Congresso e che sta procedendo speditamente recupererà al Partito Democratico la condizione che gli è propria, quella della prima forza politica del Paese anche in provincia di Agrigento. L'ultima domanda: su Sciacca si gioca una grande partita, lei insomma è di Sciacca, quindi consigliere comunale, ecco, qual è l'indicazione? Ci sono stati vari problemi, insomma a Sciacca che decisione avete preso? A Sciacca abbiamo recuperato una grande unità politica intorno alle forze democratiche e di cambiamento della città, individuando la sintesi nella candidatura di Fabio Termine, che è un giovane straordinario, un consigliere comunale uscente di grande talento, di grande forza politica, ma io le dico che stiamo giocando una partita in tutti i comuni, la stiamo giocando a Palma di Montechiaro, dove candidiamo un altro giovane di grandi capacità come Salvatore Manganello, ricandidiamo Santino Borsellino a Cattolica Eraclea, dove giochiamo una partita per tornare a governare la città, candidiamo Antonio Pitruzzella a Campobello nel segno della continuità, anche a Bivona lanciamo la sfida, ad Aragona, quindi stiamo giocando una partita dappertutto e quindi io le dico che non solo a Sciacca ma in tutti i comuni dove si vota il Partito Democratico giocherà una partita e la giocherà al meglio delle sue possibilità. Mona Malpezzi, la Presidente del gruppo dei senatori del Partito Democratico. Oggi qui ad Agrigento al Madison Real Monte Scala dei Turchi il Partito Democratico è presente in massa con la vostra anche corrente base riformista, con quali obiettivi, senatrice? L'obiettivo nostro è parlare a tutti, il Partito Democratico è il partito che si rivolge ai sindaci, agli amministratori, che vuol far sentire la sua vicinanza ai nostri amministratori locali che sono i protagonisti oggi della sfida più importante, che è quella del PNRR, e quindi noi qui parleremo anche di quello, delle ricadute e delle possibilità di superare davvero le disuguaglianze, però ci vogliono amministratori bravi, competenti, il PD sa sempre che può metterne in campo di validi e noi siamo qui a sostenerli. Voi esprimete anche il Ministro della Difesa che oggi interverrà in videoconferenza, ecco, è un momento anche difficile per il sostegno alle armi, insomma un sostegno fattivo all'Ucraina. Il Parlamento ha votato all'unanimità quella risoluzione che unanimemente appunto consente al nostro Paese di aiutare un popolo che è stato aggredito, e questo aiuto è un aiuto che ci vede protagonisti insieme a tutti gli altri paesi europei e insieme agli alleati della NATO, quindi niente che non sia stato fatto con l'accordo del Parlamento che, ripeto, ha votato all'unanimità con una risoluzione che dice anche che il governo al massimo ogni 3 mesi deve venire in Parlamento per raccontare che cosa sta succedendo, e uno dei primi passaggi il Ministro Guerini ha già fatto la scorsa settimana nelle commissioni, lo farà il Presidente Draghi il 19 proprio partendo dal Senato e poi andando alla Camera. Ecco, il sostegno a Draghi da parte del PD è importante, è incondizionato, ma stiamo vedendo che i venti di guerra purtroppo con 5 Stelle insomma non lasciano presagire un buon futuro. Ma io ribadisco le parole che ha detto anche ieri il nostro segretario Enrico Letta, le tensioni anche tra alleati in un momento difficile, in un momento in cui la discussione c'è, sono anche normali, non dobbiamo nasconderci dietro un dito, però è importante ricordare che costruire insieme mattone su mattone può rendere il centro-sinistra un campo più forte, perché poi io mi sento più tranquilla quando ad amministrare siamo noi e quindi uniamo le forze e proviamo a lavorare tutti insieme. Ecco, quale sarà il futuro del PD? Si parla anche di un ricongiungimento di articolo 1, insomma di aree che sono andate via. Ci può essere, diciamo, un grande PD ritorno al futuro, considerando che attualmente insomma, il PD con il partito dei Meloni siete i primi come sondaggi? Noi stiamo lavorando per costruire quello che continuiamo a definire il campo largo, che è uno spazio ben delimitato però pur essendo ampio, perché dice chiaramente chi sta dall'altra parte, cioè chi non condivide determinati valori e che quindi non potrebbe costruire con noi una serie di politiche. Noi guardiamo chi può costruire con noi quelle politiche che danno risposte ai cittadini, che mettono i cittadini al primo posto, e quindi speriamo davvero che in questa costruzione, che non è semplice ma che ci deve essere, si possa così raccogliere un fronte a favore dei cittadini italiani, che è quello che vogliono. Filippo Marciante, Presidente Commissione regionale di garanzia del Partito Democratico siciliano. Una giornata importante oggi questa a Real Monte che vede il PD unito
per rilanciare, per creare delle nuove soluzioni in vista anche delle prossime politiche. Quali sono i vostri obiettivi? Questa è la nostra comunità, una comunità che ritrova vecchie e nuove motivazioni per continuare a compiere il percorso che ci compete di partito leader nel centro-sinistra. I nostri obiettivi sono riunire il centro-sinistra, vincere le elezioni, stare accanto alle nostre comunità ed essere pronti a coinvolgere tutti nel progetto dell'unità del centro-sinistra. Ci sono due comuni importanti in provincia di Agrigento dove si vota con il proporzionale, Sciacca e Palma di Montecarlo. Saranno due battaglie difficili. Lei che vive direttamente in un territorio importante come Sciacca, come affronterete questa competizione? Affronteremo in questa maniera, affronteremo la comunità unita cercando di rinnovare ancora di più l'appartenenza al partito. Stiamo coinvolgendo una nuova classe dirigente che oggi è qui presente, permettetemi di dire che questo è il frutto di un lavoro che viene da anni di impegno politico. Palma di Montechiaro e Sciacca avranno le liste del Partito Democratico al massimo della loro rappresentanza e al massimo della nuova forma di fare comunità del Partito Democratico. Oggi il Partito Democratico è una nuova risorsa per le nuove generazioni. Polemiche sul tema della mafia in Consiglio Comunale a Capaci a pochi giorni dalla commemorazione per i 30 anni della strage in cui proprio nel comune del Palermitano il 23 maggio 1992 morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Chieste le dimissioni del consigliere comunale Salvo Luna, che avrebbe detto che la mafia a Capaci non esiste. Vediamo. Non so se ci sono professoresse, maestre, ma soprattutto a questi giovani. Credete sempre nella giustizia, andate avanti, perché Capaci non è un paese di mafiosi, Capaci è un paese di gente per bene. La mafia qualcuno dice che c'è, che la trovasse. Nascono polemiche sul tema della mafia in Consiglio Comunale a Capaci a 7 giorni dalla commemorazione per i 30 anni dalla strage in cui proprio nel comune del Palermitano il 23 maggio del 1992 morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani, gli eurodeputati del Movimento 5 Stelle Dino Giarrusso e Sabrina Pignadoli hanno chiesto le dimissioni del consigliere comunale Salvo Luna, ex maresciallo dei Carabinieri, che nel corso di un intervento avrebbe detto che la mafia a Capaci non esiste. Parole che di certo fanno storcere il naso. Mancano pochi giorni alla commemorazione della strage di Capaci, hanno detto i due esponenti del Movimento 5 Stelle. Abbiamo assistito a un atto inqualificabile che si è consumato proprio a Capaci durante una seduta del Consiglio Comunale. Il sindaco Pietro Puccio ha dato la parola al consigliere Salvatore Luna, ex maresciallo dei Carabinieri, che ha dichiarato: la mafia qualcuno dice che c'è, che la trovasse. Dopo la strage del 92 hanno proseguito gli eurodeputati, il comune di Capaci è stato sciolto proprio per mafia. Il consigliere Luna, che ha lavorato per molti anni nelle forze dell'ordine e che da tempo è in politica, dovrebbe sapere che la mafia c'è anche quando non si vede o si fa finta di non vederla. Le sue parole, che invitano a trovare mafiosi a Capaci, suonano come una sfida, una provocazione alla stessa criminalità organizzata. Per il consigliere sotto tiro si tratta di un banale atto di strumentalizzazione. Contesto categoricamente la maniera con cui sono state interpretate le mie dichiarazioni, ha detto. Durante il mio intervento in Consiglio Comunale ho dichiarato che Capaci è un paese di persone per bene. Il mio era un invito affinché gli organi preposti, magistrati e forze di polizia si adoperassero e continuassero nel lavoro finora svolto. Le mie dichiarazioni sono state strumentalizzate. Ritengo però che non sia corretto etichettare Capaci come comunità vicina alla mafia, frase questa certamente più moderata, ma comunque che arriva come un fulmine a ciel sereno alle orecchie di quanti in questi giorni chiedono alla politica soprattutto di dichiarare apertamente il no alla mafia. La mafia qualcuno dice che c'è, che la trovasse. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto.
L'Università di Agrigento presenta il piano dell'offerta formativa riservato agli studenti che frequentano le classi quarte e quinte della scuola secondaria di secondo grado. Ai corsi già esistenti quest'anno tra le principali novità l'attivazione del corso di laurea in infermieristica, ma anche master e dottorati. Arturo Cantella. Open Day qui al Consorzio Universitario, tanti ragazzi per illustrare i prospettive, i nuovi corsi ovviamente. Oggi grande festa, vedere 1 migliaio di giovani animare questa mattinata, frequentare queste aule è veramente il premio più rilevante, la gratificazione più importante che ci possa essere per il lavoro che è stato effettuato sia dalla comunità accademica autorevole del polo universitario sia dal consorzio universitario. Questa sinergia che si allarga fra l'altro alle istituzioni agrigentine ha fatto sì che il polo universitario di Agrigento sia tornato ad essere un polo di attrazione culturale e perché no anche come prospettive occupazionali. Abbiamo lavorato insieme in maniera come dire, perfetta sul piano dei rapporti anche interpersonali, abbiamo avuto il sostegno delle istituzioni agrigentine, il magnifico rettore ha assunto degli impegni che ha mantenuto egregiamente, per cui ci presentiamo alla comunità studentesca agrigentina e perché no, anche fuori dai confini provinciali con quel prestigio e quell'autorevolezza dei corsi di laurea che rappresentano sicuramente un riferimento per questi giovani che anziché prendere in considerazione l'aereo, il treno o l'autovettura e andare al nord potranno trovarsi benissimo a casa loro, non solo sul piano degli agi, delle comodità, ma anche sul piano della preparazione che potranno conseguire in queste aule, per cui auguro loro un futuro radioso e perché no, che passi per questa stazione importante che è quella del Polo Universitario di Agrigento. Rettore, oggi qui all'Università di Agrigento vedere tanta gente per questo Open Day è sicuramente segno di una buona prospettiva futura. È un ottimo segnale, è dimostrazione che nei mesi precedenti abbiamo lavorato dando dei messaggi positivi. Noi stiamo lavorando molto per i poli territoriali, sia quello di Agrigento, quello di Caltanissetta e quello di Trapani, perché intendiamo ripartire proprio dai poli, con un'offerta formativa diversificata, specializzata, quindi saranno dei corsi che saranno molto interessanti per gli agganci col territorio e soprattutto con una logica di servizi completamente nuova. Anche questo polo di via Quartararo, che è stato per alcuni anni in condizioni non perfettamente ottimali, finalmente adesso avrà una logica di squadra. Stiamo lavorando come se fosse Palermo e quindi a breve offriremo ai ragazzi di Agrigento gli stessi servizi di Palermo. Questa è una giornata molto importante, direi quasi una festa per l'Università d'Agrigento, perché abbiamo voluto fortemente aprire le porte a tutti gli studenti, non solo del quinto anno ma anche del quarto anno delle scuole superiori, dei licei, per un orientamento che vuole essere anche diverso, cioè non solo abbiamo voluto spiegare, vorremmo spiegare le caratteristiche dei corsi di studio, dell'offerta formativa, ma vogliamo dare un contributo a questi studenti che spesso sono in cerca anche di una chiave d'accesso al loro futuro, per il loro futuro, e quindi orientarli in una maniera diversa, cioè raccontare quali sono veramente le caratteristiche delle aree del sapere, dei corsi di studio, in modo tale da offrire anche al quarto anno, anche ai ragazzi del quarto anno, una possibilità di una scelta consapevole e molto chiara. Dopodiché vogliamo dire che ad Agrigento c'è una realtà veramente importante, di eccellenza, che non ha nulla da invidiare all'Ateneo Centrale di Palermo e alle altre università italiane, che è a loro disposizione, quindi i docenti sono veramente qualificati e anche i corsi di studio secondo me sono molto importanti per offrire un futuro importante e un'occupazione possibile. Oggi una bella giornata con tanti ragazzi che visitano il Consorzio Universitario Agrigentino per l'Open Day, iniziativa che fa ben sperare considerando anche il forte afflusso che abbiamo visto. Sì, oggi c'è la partecipazione straordinaria di tutte le scuole, finalmente si ritorna a fare in presenza l'Open Day,
che consentirà agli studenti delle ultime classi degli istituti superiori della provincia di Agrigento di conoscere quella che è la nuova offerta formativa del consorzio universitario, un'offerta formativa con ben 8 corsi di laurea. Si è aggiunto uno nuovo di corso, cioè quello di scienze infermieristiche, che partirà dal prossimo anno accademico. Insomma, un consorzio universitario che è completamente rinato e che oggi si presenta al territorio con un'offerta formativa importante, con corsi di laurea diversificati, ma a parte i corsi di laurea stiamo progettando anche l'organizzazione di master, di corsi di alta formazione professionale. Emporio Sicilia Arte e Natura, eventi per valorizzare i prodotti agricoli e biologici. Archiviato il primo weekend, il prossimo è in programma il 28 e 29 maggio a Porta di Ponte ad Agrigento, dove verrà allestita un'esposizione di prodotti agricoli, agroalimentari, biologici provenienti direttamente dai produttori, ma anche artigianali, creativi e solidali. Vediamo. Questo là va bene così. Dino Barone, allora un consuntivo di questa 2 giorni com'è andata? Ma siamo soddisfatti. Io nella vita non sono mai contento, però la partecipazione è stata intensa e avremmo dovuto acquistare altri espositori perché quasi non bastava lo spazio, e anche della partecipazione del pubblico. Poi la positività di questa collaborazione dell'amministrazione, il comunale e anche degli altri partner, un partner grosso, il produttore dei cibi, che ha allietato anche le persone che sono intervenute. Sicuramente per giugno e luglio, nella prima domenica del mese, in cui anche alla casa natale di Luigi Pirandello, perché ricordiamoci che noi siamo servizi aggiuntivi della casa di Luigi Pirandello per conto dell'assessorato alla cultura, e quindi dobbiamo fare e favorire la partecipazione dei turisti. Il nostro obiettivo è quello dei turisti, oltre che della cultura, e quindi la prima domenica del mese, sicuramente di giugno e di luglio, faremo questa iniziativa, diciamo, in forma bis, in forma ter, e poi riprenderemo magari a settembre, visto che agosto è considerato un mese da noi magari troppo caldo. Diciamo, è andato tutto bene, siamo soddisfatti. Naturalmente valuteremo ora poi per il grande evento di Porta di Ponte, che è un evento proprio eccezionale nella misura in cui porteremo le persone che hanno prenotato e che non sappiamo più dove scriverli, agli espositori sto parlando, e ai produttori, che avendo saputo del centro della città, il centro cittadino che tanto il sindaco ama, è giusto, il centro storico, il perno del centro storico, e sarà un impegno molto duro per noi, molto pesante, e speriamo di riuscirci con la collaborazione di tutte le forze e le energie che sicuramente ci aiuteranno. Marilla Lobello, oggi a questa iniziativa l'Emporio Arte e Natura si è occupata di un argomento importante, che è quello della nutrizione. Nutrizione ed alimentazione e gli aspetti legati a come l'uomo si alimenta e ai disturbi legati all'alimentazione e agli effetti dal punto di vista psicologici di una alimentazione o di un cibo che viene dato per premio o negato per punizione. Dentro questo cammino, che è il premio del cibo e la negazione del cibo, ci stanno le cattive abitudini. Oggi ne abbiamo parlato con la dottoressa Palermo, che davvero ha interessato i partecipanti, guardandolo proprio dal punto di vista medico. Lei, che prima ancora che il medico vuole parlare e vuole far capire che la prevenzione, il coinvolgimento delle famiglie, delle persone, può essere di grande aiuto a quei minori, a quegli adolescenti che hanno nel cibo un proprio punto di riferimento. E poi la psicologa Mariuccia Russo, che ha fatto scoprire a tutti i partecipanti quanto stretto legame anche chi pensava di non averne col cibo ha rispetto ai risultati attesi, rispetto alle tante difficoltà della vita e, perché no, anche rispetto a soluzioni che hanno a che vedere con il sociale e che hanno a che vedere col mondo del lavoro, con la famiglia,
famiglia, con gli affetti. Quindi è stato davvero un bel momento in una più generale iniziativa che è quella dell'arte e dell'alimentazione e del bio, arte e natura. Insomma è davvero un bel momento e credo che questa iniziativa sia stata davvero interessante. Cosa ci propone oggi l'Emporio? L'Emporio oggi ci propone pasta, fave, crema di piselli e ricotta. Quindi fave biologiche, piselli biologici, ricotta biologica e pasta di grano russello biologico. Quindi è la magia degli ingredienti, la semplicità della cottura, dell'elaborazione, ma la magia degli ingredienti. È un piatto che è stato graditissimo da tutto il pubblico. La pasta ovviamente è fatta con grani particolari? Sì, grani antichi, grani russello, quelli a taglia alta che vengono coltivati dalle nostre aziende, trasformate attraverso la filiera corta e trasformate in pasta. È un elogio alla semplicità, è stato un piatto veramente molto gradito. Proteine e carboidrati, quindi è un piatto completo. La ricotta, le proteine delle fave e dei piselli e i carboidrati della farina di grano duro a chilometro zero, meglio di così. I luoghi della cultura aperti in via straordinaria la sera di sabato scorso, 14 maggio, fino a mezzanotte, in occasione della Notte Europea dei Musei. Tra questi anche il Griffo di Agrigento. Vediamo. Oggi musei aperti, la Notte dei Musei, anche il Museo Griffo partecipa con un ampio programma di eventi alla manifestazione, una manifestazione che sta avendo un ottimo riscontro. Sì, appunto il Parco Archeologico della Valle dei Templi onora meglio la Notte dei Musei 2022 con queste serate al Museo Griffo, con un programma sicuramente molto articolato. Sta già suonando nel chiostro del museo la US Naval Forces European and Africa Band. Sono 45 elementi con una sessione ritmica assolutamente straordinaria. Poi seguiranno le visite didattiche a cura di Coop Culture alle 8:30, alle 9:30 e poi alle 9 alle 10 in Sala Zeus Gaetano Aronica leggerà 2 passi del libro di Alessandro Baricco, Omero Eliade. Sono 2 racconti strettamente collegati a questo reperto che è uno dei più importanti e prestigiosi del museo. È il cratere del pittore Prades che narra la deposizione di un guerriero che l'interpretazione vuole sia proprio Patroclo. E quindi narra un episodio decisivo della guerra di Troia, perché a seguito di questa morte di Patroclo Achille entra nella pugna cambiando le sorti della guerra. Ecco, come mai questa iniziativa? Ma l'iniziativa perché il museo naturalmente voleva essere presente, è un'iniziativa ministeriale e il museo sarà presente anche in occasione della giornata del 18 maggio, allorquando la giornata internazionale dei musei. Anche lì ci sono in programma 2 iniziative e vi invito a seguirci anche sul nostro sito Facebook. Totò Cascio, il bambino di Nuovo Cinema Paradiso, ha presentato il libro La gloria e la prova a Favara. Margherita Trupiano. Interessante incontro sabato a Favara con la partecipazione dell'attore protagonista di Nuovo Cinema Paradiso, Totò Cascio. L'evento nasce da un'idea, così come ha affermato il vice sindaco Antonio Liotta, della scrittrice agrigentina pluripremiata Maria Concetta De Marco, che lo ha con perizia e conoscenza approfondita intervistato sul libro dallo stesso scritto. Applaudita la partecipazione dell'attore Gaetano Aronica, che ne ha letto alcuni significativi passaggi. Perché è un libro verità, è un libro che racconta pagine di vita, è quella che noi chiamiamo disabilità, che naturalmente mette in seria difficoltà tantissime persone. Noi dimentichiamo che invece nelle persone che si trovano in certe particolari condizioni non dobbiamo dimenticare che c'è una ricchezza di risorse e di capacità che forse perché ci si trova in condizioni così particolari sono più accentuate. La creatività, la capacità di fare, di interpretare, di diventare testimoni di una nuova realtà, di una nuova forma di vita.
Questo è quello che dovrebbe succedere nella realtà, e in questo libro tutto questo si racconta e Totocascio dimostra veramente di sconfiggere la disabilità, che poi in lui addirittura diventa mancanza di luce, quella luce esterna, perché quando non si riesce a vedere dopo che si è provato di vedere è decisamente terribile. C'è un passaggio in cui dice: se mi avessero insegnato che la disabilità è ricchezza, allora bisognerebbe partire proprio da una educazione che parta dalle scuole proprio. Perfetto, sì, perché è proprio questo. Noi abbiamo spesso un rapporto sbagliato con chi ha un problema. Lo chiamo problema. Cioè non è malattia vera e propria, non è un problema di vera e propria malattia, ma un problema. Allora, se questo problema noi lo affrontiamo in maniera corretta e indichiamo la strada adeguata per superarlo, allora il problema non esiste più, e dobbiamo in questo caso scoprire le capacità. Prendiamo Totocascio, prendiamo Bocelli. Bocelli è conosciuto in tutto il mondo. Ed è una delle persone che ha anche influenzato positivamente Totocascio ad aprirgli, possiamo dire, aprire gli occhi, anche se gli occhi sono come una luce, per dire: ma guarda che tu non sei malato, hai tante risorse, e puoi andare avanti senza nessun problema e non avere paura, non avere vergogna, perché sono due forme negative che bloccano la capacità. Ragazzi e ragazze straordinari, con la mia stessa problematica, anzi addirittura ragazzi che sono nati ciechi, e all'inizio sono entrato lì camuffato, non mi sono fatto riconoscere, e mi hanno insegnato tanto, senza piangersi addosso, con determinazione, con serietà, con tenacia, a volte anche pure con dei litigi, perché ci sta. Quindi quando poi alla fine del mio percorso, io lo chiamo, non ho fatto il servizio di leva, l'ho vissuto come se avessi fatto il militare, Andrea Bocelli aveva frequentato lo stesso istituto, e quindi con Andrea avevo bisogno di condividere, di raccontare la mia storia. Lui ha cantato per Nuovo Cinema Paradiso, e quindi sicuramente non saprà che io ho la retinite pigmentosa, e quindi tramite all'amico carissimo Leonardo Pieraccioni sono arrivato ad Andrea, alla sensibilità in primis della moglie di Veronica. E sì, Andrea abbiamo chiacchierato, ci siamo confrontati sul Cavazza, e poi semplicemente, però già io andavo come un treno, mi disse: Totò, non abbiamo nulla di cui vergognarci. Non è un disonore, e quindi sì, ecco che adesso è davvero il mio valore aggiunto, perché per anni è stata la mia croce, la mia, tra virgolette, vergogna. Adesso no, prima c'è la mia retinite pigmentosa e poi ci sono io. Teatro Pirandello al completo per Caravaggio La fuga, diretto da Marco Savatteri, con la sua casa del musical. Vediamo. Caravaggio La fuga, la prima della casa del musical al Teatro Pirandello di Agrigento, giocate in casa. Giochiamo in casa, ma l'emozione è fortissima. Io ho iniziato in questo teatro a 15 anni, tornare tanti anni dopo, tanti capelli dopo, è altrettanto emozionante, anzi sono ancora più preoccupato perché crescono le responsabilità, anche perché sono onorato di avere intorno a me un cast di artisti eccezionali che ringrazio infinitamente, perché hanno seguito la mia follia e quella del maestro Caravaggio, quindi una doppia follia da portare in scena. È stato difficilissimo, è stato interessantissimo, e dobbiamo dire che
ci sta intervistando i secondi successivi alla fine dello spettacolo, quindi non abbiamo neanche bevuto, però mi sembra che siamo tutti vivi. Andiamo a controllare uno spettacolo di 1 ora e 20 con 20 artisti che cantano, recitano, ballano, combattono e raccontano il nostro grande maestro Michelangelo Caravaggio. Come mai la scelta di questo musical di Caravaggio? Com'è nata l'idea? È nata perché 4 anni fa alla Fondazione Sant'Elia è stata realizzata una mostra che si chiamava Caravaggio Experience e mi hanno chiesto di realizzare un evento per poter in qualche modo condire la mostra stessa. Io lì ho dovuto studiare veramente il Caravaggio, me ne sono follemente innamorato e da lì l'idea di portare avanti uno spettacolo, un'opera teatrale da presentare successivamente nei teatri, e oggi finalmente si corona questo piccolo grande sogno e siamo felici di questo debutto per poter poi testarlo, rodarlo e portarlo, si spera, in giro. Li chiamiamo spesso i ragazzi della Casa del Musical, forse per vicinanza, perché la Casa del Musical è una realtà che esiste ad Agrigento, ma ormai sono dei veri e propri professionisti. È una bellissima realtà che si è arricchita negli anni, abbiamo sempre la possibilità di collaborare con tantissimi ospiti, e stiamo collaborando con l'Accademia Pass di Palermo, e poi ci sono degli ospiti eccezionali che fanno parte di questo cast e che potrete venire a conoscere in teatro e che non fanno parte della Casa del Musical, ma con cui abbiamo il piacere e l'onore di collaborare. Quindi, che dire, è uno scambio di artisti e dopo questa pandemia ci voleva questa grande riunione tra artisti diversi. Quindi nessuno sarà, questi anni città, chi verrà. Roma è fatta così, dice sempre di sì, quindi unisci per noi, è una madre per tutti se vuoi. Missione compiuta, l'Acragas stacca il pass per le semifinali nazionali playoff per la promozione in Serie D. Biancazzurri hanno battuto 1-0 il Misilmeri allo Stadio Esteneto di Agrigento nella finale regionale playoff. Carmelo Lentini. Un'incredibile acrobazia di Ivan Lavardera all'8° del secondo tempo regala all'Acragas una preziosa vittoria che consente di superare un grindoso Don Carlo Misilmeri e proiettarlo nella fase ai playoff nazionale. Prima di raccontare questo match è doveroso sottolineare che oltre l'Acragas a vincere in questa domenica di calcio è stato il pubblico sugli spalti, sia di fede biancazzurra che quello biancorosso. Grande compostezza sugli spalti che ha denotato una grande maturità calcistica nelle rispettive tifoserie. Ritornando alla gara, sono stati 90 minuti intensi, molto tattici, con entrambe le squadre che hanno lottato a denti stretti sin dai primi minuti. All'Acragas sarebbe bastato anche un pari, ma non si poteva lottare per un nulla di fatto sino alla fine. Si sarebbero rischiati i tempi supplementari e non si sa con quale esito finale. Ecco perché il tecnico Nicolò Terranova ha schierato un 11 accorto quanto basta, ma molto propositivo, affidando un gran lavoro sulle fasce a Giovanni Taormina e Giuseppe Prestia, con il solito Pavisic pronto a sfruttare i contropiedi e i colpi di testa sui calci piazzati. La prima mezz'ora ha visto il Don Carlo Misilmeri più tonico in avanti con i vari Manfredi, Giuseppe e il trottolino Concialdi, con quest'ultimo che ha messo lo zampino in quasi tutte le azioni di rimessa ed impostazione. Al 14° proprio un cross di quest'ultimo, pennellato in area cregantina, pesca Quamè che di testa sfiora il vantaggio. Al 21° azione fotocopia per Manfredi che manda fuori. L'Acragas si tiene bene, reagisce con qualche puntata in contropiede, ma è a centrocampo che qualcosa non riesce a ingranare per il giusto verso. Il solo Pavisic non basta a tenere sotto pressione l'attenta retroguardia del Misilmeri. Il primo tempo non registra altre emozioni e nel secondo una nuova soluzione tattica di Terranova che l'Acragas si rende più pericoloso. Al 53° l'azione che porta in vantaggio la compagine dei Templi. Tutto parte dai piedi di Giovanni Taormina, che sulla sinistra salta il diretto avversario e crossa verso l'area piccola. Pavisic di testa indirizza il pallone al centro ed è proprio qua che c'è Lavardera
e con un'acrobazia in sacca all'incrocio dei pali tra l'entusiasmo dei propri compagni di tutto lo stadio. Sbloccato il risultato, l'Akragas gioca con maggiore serenità e tranquillità, rintuzzando gli attacchi un po' disordinati degli ospiti. Al 66esimo il Don Carlo Misilmeri si presenta in area bengazzurra con Giuliano, il quale impegna l'attento guardapalle Aruscia. Il tecnico palermitano Salvatore Utro effettua il massimo delle sostituzioni, ben 5, ma il gioco non ne giova e così l'Akragas, dopo 5 interminabili minuti di recupero, guadagna la qualificazione al turno successivo nazionale di playoff. La compagine del Temple affronterà il 29 maggio il turno di andata dopo un sorteggio che designerà appunto chi dovrà giocare in casa la prima contro la vincente dello scontro Città di Isernia Olimpia Agnonese, partecipanti al campionato molisano di eccellenza. Ed ora spazio alle interviste. Mister, gara sofferta, vittoria però meritata e pochi rischi per Aruscia. Sì, le finali sono tutte sofferte, abbiamo incontrato l'avversario più ostico che ci potesse essere, ha dimostrato il suo valore, noi abbiamo ribattuto colpo su colpo, nel primo tempo abbiamo sofferto molto in mezzo al campo sia in palleggio che in interdizione, avevamo poca gamba, poi nel secondo tempo abbiamo alzato il baricentro di 10 metri, siamo riusciti un pochettino ad accorciare la squadra, le cose sono andate meglio, abbiamo trovato il gol e poi penso che il mio portiere non abbia subito nemmeno un tiro in porta. Oggi all'Esteneto un bel pubblico, quello delle grandi occasioni, si dice, ci si aspetta ancora di più per quella che sarà la semifinale nazionale? Sì, è un grande pubblico, mi aspetto di più, sicuramente questa piazza può fare di più. Ho detto ai ragazzi che dobbiamo scrivere un'altra pagina di storia di questa squadra, di questa gloriosa città e i ragazzi ce la stanno mettendo davvero tutta. Capitano Cipolla, un'altra bella prestazione della tua squadra, una bella prestazione anche della difesa che non ha fatto subire praticamente un tiro in porta al vostro portiere. Sì, è stata una bella partita, sofferta, sapevamo di affrontare una grande squadra anche se in campionato avevamo dimostrato di essere superiori, sono sincero, però sapevamo che loro avevano delle individualità importanti e a tratti abbiamo pure sofferto perché comunque loro avevano solo un risultato, quindi era giusto che spingessero un po' di più, però penso che abbiamo fatto una partita buona, ordinata, soprattutto dietro, abbiamo rischiato pochissimo come dicevi e sono abbastanza contento perché sono fiducioso su questa squadra, su questi ragazzi perché si allenano sempre al massimo e anche oggi hanno dimostrato che su ogni palla era come se fosse l'ultima e l'hanno voluto fortemente questa vittoria e l'abbiamo portata a casa. Oggi sicuramente soddisfatto alla fine di una gara molto combattuta ma vinta anche meritatamente dall'Akragas. Ma guarda, l'avevo detto venerdì in una precedente intervista, incontravamo una delle squadre costruita per vincere il campionato, sapevamo delle difficoltà in cui saremmo andati incontro, ma oggi la nostra squadra è stata, come si suol dire, ha buttato il cuore oltre l'ostacolo, c'è stato da soffrire, abbiamo sofferto, poi abbiamo trovato il gol e penso di non abbiamo mai rischiato nulla, il nostro portiere non ha fatto nemmeno una parata, però complimenti anche al Misilmeri perché è una di quelle squadre che meriterebbe anche loro di andare in Serie D. Prossima sfida sarà in Molise. Sì, la prossima sfida, non so come è finita oggi Isernia con l'altra squadra, sarà in Molise, ma la prima ce l'abbiamo in casa, giorno non questa domenica, la prossima. Il 29. Un nuovo appuntamento all'Esteneto con i tifosi biancazzurri a riempire lo stadio. Gli splendidi tifosi biancazzurri a riempire lo stadio. Basket B1, la Fortitudo Agrigento supera Imola in gara 1, il match termina 72-67. Vediamo. Coach, i playoff si sa, sono gare a sé, si sapeva, Imola ci ha messo cuore, grinta, tanta fisicità, però la Fortitudo è stata più forte, 72-67, porta a casa gara 1 ed è un risultato molto importante, un inizio che segna comunque questo avvio positivo. Ma sì, è stata una partita non semplice, ma lo sapevamo, siamo nei playoff, che giocavamo contro una squadra
che è intensa, che ha fatto dell'intensità una caratteristica durante il suo campionato, che quindi eravamo coscienti che questa sarebbe potuta essere la partita. Nella prima metà di gara loro sono stati molto bravi, hanno tirato con percentuali molto alte, noi siamo stati meno bravi perché abbiamo accettato tanti tiri aperti. Se non ero a metà partita avevamo tirato 12 tiri da 3 punti e 13 tiri da 2, quindi eravamo abbastanza sbilanciati, non con percentuali molto alte peraltro, quindi abbiamo dovuto provare a correggere il tiro cercando di avvicinarci un pochino più dentro, attaccando quelle che erano le loro scelte difensive. Nella seconda metà il là ce l'ha dato sicuramente la nostra difesa, perché siamo stati più incisivi, abbiamo cambiato qualche cosa ma abbiamo alzato l'intensità, abbiamo controllato i rimbalzi, perché di fatto alla fine della partita ne abbiamo concessi 24 totali, 2 soli in attacco, noi ne abbiamo presi 11 di più, e questo sicuramente nel conteggio dei possessi ci ha dato la possibilità di avere qualche cosina in più nella seconda metà di partita. Credo che dal punto di vista difensivo sia stata la svolta, visto che nella seconda metà di gara nei 18 minuti, nei primi 17 minuti a partire dall'intervallo abbiamo concesso 18 punti, credo che quello sia stato il momento o l'asso di partita che ci ha permesso poi di controllarla. Dispiace che non siamo riusciti a chiuderla quando abbiamo toccato il più 10, avremmo dovuto essere un pochino più cinici, invece abbiamo sbagliato banalmente un paio di conclusioni, però siamo ai playoff, vincere di 5, di 10, di 20 in questo momento conta poco, sicuramente ci interessa la nostra prestazione, l'impatto che abbiamo, le scelte, però devo dire che c'è stata applicazione e più che altro mi è piaciuto molto l'atteggiamento della squadra, perché è stata coesa, è stata compatta anche nei momenti di difficoltà, non ci siamo mai persi granché, quindi questo è un fattore che per una serie playoff mi fa ben sperare. Nella prima parte della partita 40 punti subiti e il risultato finale segna 67 subiti, quindi si può dire che è stato anche a livello difensivo un match a 2 volti. Ma sì, però prevalentemente questo è dipeso dalle scelte che avevamo fatto. Nella prima metà di partita avevamo deciso di lasciare qualche spazio in più, i loro esterni sono stati molto bravi a punirci, quindi Trapani a metà partita, se non sbaglio, era 3 su 3 da 3 punti, Wiltshire aveva fatto canestro, se non sbaglio era a 2 su 3 anche lui, quindi erano dei tiri che poi nella nostra economia difensiva avevamo previsto che potessero esserci, loro sono stati bravi a segnare. Credo che tolti i tiri che abbiamo concesso per scelte nostre, comunque il loro fatturato non superasse i 24-26 punti, quindi devo dire non mi preoccupava quel dato, sapevamo che saremmo potuti crescere durante la partita, l'abbiamo fatto nella seconda metà, quindi subire comunque 67 in una partita playoff è importante, avremmo potuto fare qualche cosa in meno. Nella prossima partita riguarderemo un attimo quelle che sono le scelte difensive, ma mi è piaciuto l'impatto che abbiamo avuto rientrando dagli spogliatoi di carattere nel cercare di aggredirli il più possibile e di riuscire a riaprire il campo a soluzioni di transizione di contropiede, che è una chiave, credo, di questa partita, è stata una chiave di questa partita, ma credo che sarà una chiave di questa serie. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale, grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto!